Io e mio fratello Andrea siamo approdati a essere imprenditori dalla passione che comunque questo lavoro ci ha sempre contraddistinto. Alla fine del percorso di studi siamo entrati in azienda già nata dal papà e siamo nati come un'azienda solo di assistenza a caldaie. Abbiamo intrapreso un percorso di organizzazione e struttura dell'azienda per dare su tutto un'assistenza chiavi in mano, quindi su tutti i prodotti che producono acqua calda, riscaldamento e raffrescamento all'interno di un'abitazione. La formazione all'interno della nostra azienda è sempre stato uno dei focus principali. Ogni anno accogliamo stagisti. Abbiamo intrapreso da 3 anni un percorso con l'apprendistato duale con le scuole. Questo ci dà l'opportunità e l'occasione di conoscere ragazzi che potranno entrare in azienda, formare questi ragazzi e far conoscere il nostro lavoro e la passione che serve per fare questo lavoro. Il mondo dell'artigianato offre per qualsiasi persona la possibilità di crescere all'interno di un'azienda come dipendente, ma dà anche molte possibilità per un domani intraprendere la propria strada, la propria carriera lavorativa da imprenditore. Entrare nel mondo del gruppo Giovani Imprenditori è stata un'esperienza fantastica perché abbiamo avuto l'occasione di conoscere tanti altri giovani imprenditori che come me a 33 anni sono entrati nel mondo dell'imprenditorialità. C'è la possibilità di confrontarci sui problemi comuni. Un altro aspetto importante del gruppo Giovani Imprenditori è quello di essere formati e informati su tutti gli aspetti che magari noi giovani e imprenditori non siamo preparati, non siamo così preparati, e questo credo sia uno dei successi di questo gruppo.